In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. Lui era Mico, anzi è Mico, non nel senso di Mecco come viene scritto sul 45 giri o sul CD, ma nel senso di abbreviazione in calabrese di Domenico, perché è l'autore di questo pezzo che ha venduto milioni di copie, straballatissimo, e cioè il tema disco di Guerre Stellari 1977, e Mico alias Domenico Monardo,
i cui genitori sono di Polia, in provincia di Vibo Valentia, solo per numeri uno. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 862 del 15 di ottobre dell'anno del Signore 2024, martedì. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo date il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net, frequentatelo perché non è soltanto un sito sul quale vi potete informare a proposito insomma delle cose che di chi siamo, dove andiamo e cosa facciamo, ma anche e soprattutto è un giornale online, quindi fesso chi non legge radiolibertà.net perché vi perdete appunti liberamente del direttore Giovanni Sallusti, ne avete sentito adesso proprio uno, giusto appunto, oppure le videopillole, oppure ancora la rassegna stampa condotta da Parsuo da San Bivarin, l'auto da fede di Giulio Cainarca e molto altro ancora verso nuove recondite avventure. Voglio salutare in plancia comando il mio partner in crime, un correo e in Spagna la posta. Il mio correo è il buon Lawrence Dumbria, che saluto, ringrazio, gli auguro buon lavoro. Scusate, io oggi mi sono messo la giacca di velluto, come giustamente dice una mia collega che è una bravissima giornalista, Cristina Bartelli di Italia Oggi, la voglio salutare, ciao Cristina. Cristina che tra l'altro ne capisce anche di eleganza, dice voi giornalisti, dice con una sagace ironia, voi giornalisti tendete a mettervi il velluto credendo di essere più fighi e in realtà non lo siete. Infatti io non lo sono, io sono orgogliosamente tamarro, lo sapete, per cui va bene. Allora, bella gente, noi cominciamo la nostra trasmissione di questa sera dandovi alle ore 18:17 primi e 42 secondi, dandovi le coordinate a cui incrociamo, 340 670 9659 se avete voglia di dire la vostra attraverso la zappa o WhatsApp, 0292 94 7222 se avete voglia di intervenire attraverso il telefono. Il telefono segnatamente sarà aperto dopo le ore 18:30, dopo aver ascoltato un bellissimo pezzo che arriva sempre al 1977 degli Squallor, Abajur, grandissimo pezzo che ha anch'esso il suo valore e il suo senso. Noi tra pochi minuti entreremo in comunicazione con l'onorevole Elena Murelli, perché sapete che oggi pomeriggio ci sono state le comunicazioni della Presidente del Consiglio, anzi con la senatrice Elena Murelli, segnatamente appunto ci sono state le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e naturalmente avremo modo di sentire da lei come si è trovata con queste comunicazioni, diciamo sensazioni ed impressioni da queste notizie. Allora, intanto però vi do alcuni aggiornamenti dalle agenzie. Ecco, l'ANSA, all'operazione della finanza, arrestato per corruzione il DG di Soggei. Tra i 18 indagati c'è anche il referente di Maschi in Italia. Il dirigente Paolino Iorio, fermato insieme a un imprenditore in flagranza mentre riceveva 15.000 euro. IPM, un sistema corruttivo ramificato nei ministeri. Ancora, verso il Consiglio UE, Meloni, l'atteggiamento di Israele è ingiustificabile. La Premier sarà in Libano venerdì. La manovra verso i tagli del 5% alle spese dei ministeri italiani, un contributo di 3-4 miliardi dalle banche. Medio Oriente Live, il monito USA e Israele, migliori la situazione a Gaza o le armi sono a rischio embargo? Sì, soprattutto per quanto riguarda gli aiuti. Questa è la richiesta, anzi diciamolo chiaro, l'out-out che è stato posto dagli Stati Uniti d'America nei confronti del governo di Tel Aviv. Ho qui sotto mano la BBC. Gli Stati Uniti hanno scritto al governo israeliano dandogli 30 giorni per dare urgentemente
un potenziamento all'accesso degli aiuti umani a Gaza, oppure si troveranno davanti ad alcuni tagli nell'assistenza militare americana. La lettera è ad oggi l'avviso scritto più forte mai inviato dall'amministrazione Biden al suo alleato, e arriva nel momento in cui l'attacco di Israele su Gaza Nord ha visto un'enorme quantità di sfollati che si muovono verso sud. La lettera è stata spedita a quanto pare 2 giorni fa, è stata firmata dal segretario di Stato americano Anthony Blinken e dal segretario della difesa Lloyd Austin. Dice che gli Stati Uniti d'America hanno profonda preoccupazione a proposito della situazione umanitaria che si sta sempre più deteriorando. Inoltre si aggiunge che Israele il mese scorso ha negato e impedito quasi il 90% dei movimenti umanitari tra la zona nord e la zona sud di Gaza. Si afferma inoltre che gli ordini di evacuazione hanno costretto 1,7 milioni di persone in una stretta striscia sulla costa, dove sono ad alto rischio di contagio letale. La lettera chiede quindi delle azioni urgenti e sostenute da parte del vostro governo questo mese per invertire la rotta. E inoltre dice che Israele deve, a partire da ora e dentro 30 giorni, agire su una serie di misure concrete per incrementare le forniture di aiuti, aggiungendo anche che il fatto che non venga rispettato questo obiettivo potrebbe avere delle implicazioni per la politica americana nei confronti di Tel Aviv. Vengono citate alcune leggi americane che possono proibire l'assistenza militare a paesi che impediscono la fornitura e la consegna di aiuti umanitari Yankee. Inoltre, il governo americano con questa lettera chiede a Israele di terminare la situazione di isolamento della zona nord di Gaza, riaffermando che non ci sarà alcuna politica da parte del governo israeliano a favore dell'evacuazione forzata di civili da nord a sud. Il contenuto della lettera, che è stato riferito dal giornalista Barak Ravid, è stato verificato dalla BBC, quindi vi abbiamo dato una notizia quanto mai vicina alla realtà dei fatti. Nel frattempo Hezbollah sta sparando contro i bulldozer israeliani e un carro armato vicino a un paesino a sud del Libano, ma noi adesso abbiamo il Qui Parlamento con la senatrice Elena Murelli. Sigla. Qui Parlamento. Oh, buonasera senatrice, bentornata e bentrovata. Buonasera a lei e buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. E allora, ancora una volta, come sempre accade nel mare magnum delle notizie, nel vedere, diciamo così, il banner delle agenzie, la realtà ci precede, ci raggiunge e poi ci supera. Ecco, come sono andate le comunicazioni della Premier Giorgia Meloni oggi pomeriggio? Sì, io le ho fatte stamattina al Senato e oggi pomeriggio sono state alla Camera. La Premier è intervenuta su diversi temi che si affronteranno in Consiglio europeo, appunto quelli della guerra in Ucraina, Russia-Ucraina, la guerra in Israele, la missione UNIFIL, che è una missione necessaria e che deve essere portata avanti. Ha toccato il tema del Green Deal, ha naturalmente ringraziato il ministro Fitto per il nuovo ruolo che porterà avanti, le deleghe che gli possono arrivare, come appunto l'attuazione del PNRR, che seguiremo da vicino perché l'Italia è uno dei primi paesi ad aver ottenuto il PNRR, ma con un fondo così cospicuo e sta raggiungendo quelli che sono gli obiettivi. E non da ultimo ha ringraziato anche il ministro Salvini nel contrasto all'immigrazione, ha condannato anche lei naturalmente il processo che purtroppo lo vede partecipe, quindi venerdì ci sarà la difesa della senatrice Bongiorno e poi vedremo quello che sarà il risultato di questo processo, però ha condannato fermamente l'attività delle ONG e degli scafisti, perché non solo importano immigrati irregolari, ma contrastano direttamente quella che è il vero scopo, che è quello di salvare vite umane e di aiutarle nel corretto modo. E io sono intervenuta in aula questa mattina e ho parlato sicuramente della situazione
che è attuale, quella dell'Ucraina e della Russia, perché a 2 anni dal conflitto e poi anche della situazione in Israele, perché a 1 anno da quello che è successo il 7 di ottobre, purtroppo le situazioni non si è ancora fermata e anzi addirittura in quel caso l'escalation è molto forte. Per quanto riguarda l'Ucraina e la Russia, ho chiesto che il continuo invio di armi, anche se sono armi di difesa, deve essere naturalmente controllato, ci deve essere una via diplomatica presa al più presto. Invece per quanto riguarda Israele, da una parte tutti condannano Israele per gli attacchi a UNIFIL, sicuramente hanno sbagliato, però dall'altra c'è Hezbollah che è stato il primo ad attaccare, sicuramente il 7 di ottobre, ma i continui attacchi che sono stati fatti in questi anni, non solo nell'ultimo anno, negli ultimi tempi, in Libano sono di Hezbollah, di attacchi terroristici che Israele naturalmente ha cercato sempre di fermare. Quindi da una parte bisogna essere sicuramente obiettivi e cercare di andare a trovare quello che è il giusto peso quando si fanno certe affermazioni. Io da ultimo ho toccato un'altra situazione molto preoccupante, che è quella della Cina, che ieri ha fatto proprio delle esercitazioni aeree militari intorno al mar di Taiwan, e quindi andando a condannare questa azione che sicuramente compromette quella che è la democrazia e l'indipendenza di Taiwan. Quella è un'altra situazione problematica se noi consideriamo che anche la Cina ha fatto delle altre esercitazioni nel mare delle Filippine e nel mare del Giappone. Quindi è un'altra situazione che va tenuta sotto controllo. Sono intervenuta anch'io sul Green Deal perché già come era stato pensato nella precedente Parlamento europeo non era sicuramente attuabile, soprattutto comprometteva quelle che erano le attività del nostro sistema produttivo. L'abbiamo visto con le auto elettriche, che è impossibile andare direttamente ad attuarlo in così poco tempo perché si diceva entro il 2030, e questo va a compromettere quello che è il nostro sistema industriale, come tante altre politiche che adesso vediamo che non possono essere attuate e come per esempio in primis si leggeva su un quotidiano nazionale l'altro giorno che l'Europa sta pensando di retrocedere un po' sull'applicazione della deforestazione. Sicuramente è importante che l'Europa non venga lasciata sola e cerchi di andare ad attuare queste direttive europee considerando quello che è tutto l'ambiente mondiale, perché se ci sono paesi come per esempio il Brasile o la Cina che non rispettano quelli che sono i trattati, perché allora in primis lo deve fare l'Europa? Non dico che dobbiamo inquinare, assolutamente no, però ci stiamo tirando tra virgolette una zappa sui piedi da soli, quando invece sono gli altri paesi che inquinano di più a non rispettare le stesse regole. Le leggi devono essere uguali per tutti e soprattutto non dobbiamo compromettere quelle che sono le nostre aziende, soprattutto le piccole e medie imprese che già fanno sacrifici e ancora di più devono fare sacrifici. Oppure gli stessi cittadini, perché se noi andiamo a prendere quella che è la direttiva casa, viene chiesto direttamente entro il 2030 e poi il 2050 il rispetto delle nostre abitazioni di determinati criteri ambientali, cosa che comprometterebbe le persone a fare degli investimenti sulla propria casa, delle ristrutturazioni che almeno comportano costi dai 20 ai 30 mila euro come minimo, e quindi non tutte le persone hanno questi soldi a disposizione. Ecco, queste sono le politiche che non tengono conto di quella che sono le varie situazioni dei vari paesi e ci deve essere più coordinamento. Non da ultimo ho toccato un altro punto importante che riguarda la geopolitica, perché domani ci sarà il primo incontro europeo tra l'Unione Europea, il Parlamento Europeo e i paesi del Golfo. Quello è un altro luogo importante, non solo il Medio Oriente ma anche il Golfo stesso, dove ci sono tensioni che possono compromettere quello che è il sistema produttivo. Abbiamo visto gli spazi marittimi, la cybersicurezza, e sono tutti temi che garantiscono invece quello che è la nostra situazione, il nostro quieto vivere, la nostra sicurezza di cittadini. Quindi è importante che anche le relazioni con questi paesi vengano portate avanti e vengano attenuate sempre le situazioni critiche e venga portata avanti insieme una lotta al terrorismo. E questa è la cosa più importante, direi, specialmente nella situazione attuale, nei tempi che ci troviamo a vivere e che non sono assolutamente facili da attraversare. Quindi a maggior ragione abbiamo il dovere di guardarci, di tenere d'occhio appunto i nostri interessi e la nostra sicurezza. Grazie senatrice.
Un piacere, assolutamente. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie ancora e buona serata. Allora, noi sigla intanto. Qui Parlamento. E le 18:30 e 19 secondi, siamo in perfetto orario, quindi adesso pausa e poi gli Squallor, Rabajour 1977, a tra poco. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Rieccoci, avete ascoltato gli Squallor con Abajour del 1977. Diciamo che questo è anche l'antenato, il prototipo di quello che poi negli anni '80 avrebbe dominato sempre per la voce che avrete riconosciuto, la voce stentorea di Alfredo Cerruti, Volante 1 a Volante 2, non so se ve la ricordate. Volante 1 a Volante 2. Portarsi in via Scabbia c'è un... No, questo sembra Pier Vittorio Scimia, è un'altra cosa. Vabbè, no, Pier Vittorio poi lo sentite stasera ad aria fritta perché c'è tutta la saga. Tu gli hai fatto regia, Lorenzo?
e lo faccio uguale, per cui sì. Se qualche giorno lui dovesse avere il raffreddore, vengo io e faccio Pier Vittorio Scimia in diretta. Buongiorno, benvenuti, sono il vostro Pier Vittorio e questa è la nostra rassegna stampa. Stasera sarà guest star di Aria Fritta, alle ore 20 non mancate. Va bene, insomma abbiamo ricordato anche Volante 1 a Volante 2, ma noi abbiamo una telefonata da apparecchio 1 ad apparecchio 2, vediamo chi è, pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Ciao Michele, dimmi. Buonasera a te, Antonino, e ai tuoi ascoltatori di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti su Radio Libertà, la Talk Radio. Un saluto noblesse oblige. Madame Monsieur, comment ça va bien? Oh là là. Eccoci Antonino, dunque, questo programma dove interviene il sottoscritto che è un interventista e opinion leader Michele Caruso è stato premiato con il riconoscimento del microfono d'oro. Che dici, anche quest'anno lo riceverà? Non lo so, io ci spero. Aspetta un attimo che lo sposto, che lo voglio vedere bene inquadrato. Allarga un poco, Lorenz, che eccola lì la targa, bene inquadrata. Questo giusto per ricordare che, voglio dire, non è per dire, ma ce l'abbiamo d'oro, il microfono, sia chiaro. Prego, Michele, dimmi. Ma che meraviglia. Vado con il mio editoriale? Dai. Il punto di Michele Caruso su Radio Libertà, la Talk Radio. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si recherà in Libano nei prossimi giorni, ha annunciato al Senato. Poi la specifica nel pomeriggio alla Camera, che andrà venerdì. Lo ha confermato rispondendo ai giornalisti che l'hanno interpellata in proposito mentre lasciava l'aula della Camera dopo la consegna del testo delle comunicazioni sul prossimo Consiglio europeo. Poco prima la Meloni è intervenuta a Palazzo Madama per le dichiarazioni. Questa nuova legislatura europea, ha detto Meloni, si è aperta all'insegna della preoccupazione e dell'incertezza per il protrarsi della guerra in Ucraina, per la drammatica escalation in Medio Oriente e i mutamenti geopolitici e le molte difficoltà attraversate dall'Unione Europea, in parte per questi scenari e in parte figli degli errori del passato, ha fatto sì che poi sia tornata su questo anche a Montecitorio. L'indicazione di Raffaele Fitto a vicepresidente esecutivo della Commissione europea riconferma la ritrovata centralità dell'Italia in ambito europeo, rafforzata da un governo credibile, tout court, che garantisca in primis la stabilità politica in un momento in cui tutto intorno a noi è instabile il suo jacuzzi. Osserva, distante da una qualsiasi hubris, Meloni, a proposito del possibile ruolo di Fitto, sottolinea che si augura che tutte le forze politiche italiane si facciano parte attiva presso le proprie famiglie politiche europee, affinché questo risultato per la nostra nazione italiana possa essere raggiunto rapidamente e senza inciampi. Ci sono momenti, aggiunto, in cui l'interesse nazionale dovrebbe prevalere su quello di parte e si augura che sia uno di questi senza distinguo e senza tentennamenti. Nelle sue comunicazioni la Premier ha spiegato la delega al PNRR del commissario Raffaele Fitto, secondo cui le indicazioni del Presidente dovranno essere esercitate congiuntamente con il commissario Dombrovskis. Qualcuno ha letto in questo affidamento un'ipoteca rigorista, fianco a fianco, ma questa collaborazione di carattere paritario rappresenta piuttosto un'opportunità per il commissario italiano di far valere le ragioni di una necessaria maggiore flessibilità negli investimenti, una posizione storicamente italiana che ha trovato un primo parziale accoglimento nella riforma del patto di stabilità. E poi riguardo dell'Europa, bisogna cercare la centralità del nostro continente, che non è affatto scontata. Ci sono dei cambiamenti in essere. Il Consiglio europeo ribadirà il proprio sostegno alla causa ucraina per costruire una pace giusta e duratura e aiutarla a guadagnarsi un futuro di prosperità e di benessere, a difenderla nell'interesse dell'Italia e dell'Europa, ha ricordato Meloni. Lei si dice sinceramente preoccupata dello scenario in Libano, ha dichiarato la Premier, nonostante gli sforzi innumerevoli dei nostri alleati, le postazioni UNIFIL sono state colpite dall'esercito israeliano e pensa che questo non si possa considerare accettabile in alcun modo, e la posizione che l'Italia ha assunto a tutti i livelli è la stessa, ha ribadito nel suo incontro a Netanyahu,
si pretende che sia garantita la sicurezza dei nostri soldati, si ritiene l'atteggiamento dell'esercito israeliano ingiustificato e una palese violazione della risoluzione dell'ONU. E concludo dicendo che proprio riguardo a questa questione all'UNIFIL dunque il ritiro della missione sarebbe un grave errore, dunque bisogna cercare un ritiro su richiesta unilaterale, che sarebbe un grave errore, minerebbe la credibilità della missione stessa e dell'ONU, pensa che i nostri soldati saranno preziosi anche quando riusciremo a ottenere un cessate il fuoco. Antonino, sarebbe gradito da parte tua una considerazione. Da Michele Caruso, grazie e buona serata. Grazie a te Michele. Allora, effettivamente il tema che tu sollevi è un tema spinoso, cioè qui è ampiamente dimostrato che la risoluzione 1701 è una presa per il culo, diciamola chiara. La risoluzione 1701, che prevede tra l'altro il disarmo di Hezbollah, è uno strumento che è stato concepito per garantire la sicurezza sia del Libano meridionale, ma anche e soprattutto la sicurezza dell'Israele settentrionale. Cosa significa? Significa che i caschi blu che sono lì hanno appunto questo compito di disarmare questo gruppo terroristico. Il problema è che il gruppo terroristico in questione, a fronte di una forza di appena 10-13 mila uomini, è un gruppo che ha circa 80.000 adepti, quindi solo se le forze armate libanesi, che sono circa 80.000 uomini, si unissero ai caschi blu, allora si potrebbe svolgere questa operazione, certamente non indolore, per disarmare un arsenale che è stimato fra i 30.000 e i 60.000 missili, ripeto, fra i 30.000 e i 60.000 missili, molto spesso ospitati all'interno di case civili, di civili abitazioni, perché una cosa vorrei fosse molto chiara e credo sia emersa ampiamente da quando è cominciata la guerra il 7 di ottobre scorso. I gruppi terroristici finanziati dall'Iran se ne fottono allegramente del diritto internazionale, se ne fottono di tutte le convenzioni in materia di Ginevra sui prigionieri, eccetera, eccetera, se ne fottono abbondantemente dei diritti umani, se ne fottono per esempio della protezione di luoghi come gli ospedali, che come abbiamo visto sono stati utilizzati impunemente a Gaza per ospitare armi. Se ne fottono delle ambulanze che hanno usato per trasportare armi e capi di Hamas. Se ne fottono dell'intangibilità di posti come le scuole, dove sotto hanno fatto i loro depositi. E addirittura abbiamo visto le sedi dell'UNRWA, che è l'agenzia per i profughi palestinesi, con il contatore della luce attaccato con i tunnel di Hamas, tunnel che sono stati costruiti, lo ricordo per chi ci sta ascoltando, anche e soprattutto con i soldi che negli ultimi 20 anni l'Europa, cioè noi occidentali, ha dato alla striscia di Gaza perché venissero costruite case, scuole, ospedali e così via, ma un gruppo di terroristi che si chiama Hamas, che è finanziato dall'Iran, ha ben pensato di prendere quei soldi e costruire armi, costruire tunnel e tutto il resto. Ora non è che qua due cose storte ne fanno una giusta, è vero, e ne parlavo infatti anche con amici ebrei giusto ieri, la sensazione che viene percepita soprattutto dagli ebrei fuori da Israele è necessariamente la sensazione che stavolta si sta esagerando. È altrettanto vero però, e qui la cosa diventa un po' più complicata, è altrettanto vero che la risoluzione 1701 non ferma il lancio di razzi, che li chiamano rockets, razzi, ma sono missili. E ripeto, ce ne sono fra i 30 e i 60.000. Israele si trova da più di 6 mesi circa 70-80.000 sfollati, gente che viveva nella zona nord, che ora non ha più una casa, non ha più un paese dove abitare. E un paese ci vuole, diceva Cesare Pavese, e lui ne aveva ben donde nel dirlo. Questi 70-80.000 concittadini israeliani non possono fare ritorno alle loro case perché? Perché Hezbollah li bersaglia continuamente con i missili. E nel mezzo, scusate, ci sono
I caschi blu che dovrebbero quindi fare alzare probabilmente una rete tipo quelle di pallavolo per intercettare, bloccare e far tornare indietro i missili. Ahimè, i caschi blu non sono dotati di questo. A questo punto la situazione si complica, giustamente. Perché? Perché i caschi blu sono lì in virtù di una risoluzione ONU, così come erano in Ruanda in virtù di una risoluzione ONU e non fecero nulla per impedire il genocidio, quello sì, genocidio del Ruanda. I caschi blu generalmente nella loro storia non hanno risolto assolutamente un cavolo di nulla come forza di interpretazione, di interposizione. Ma il fatto è che tra questi ci sono anche i caschi blu di origine italiana. Cosa è accaduto? È accaduto che attorno alle basi UNIFIL Israele ha agito, e questo è un fatto. Hanno agito anche quelli di Hezbollah che si sono serviti come scudi umani, come fanno quelli di Hamas con gli ospedali, con le scuole e tutto il resto, di che cosa? Delle basi UNIFIL, piazzando i lanciatori dei razzi a 20 metri dalle basi dell'UNIFIL. Ora, il diritto internazionale, vedete, si regge sulla base dei rapporti di forza tra gli stati, non c'è niente che lo assicuri. E questo non lo dico io che sono l'uomo medio della strada, lo diceva la buonanima del professor Conforti, Bruno Conforti, che è stato uno dei luminari del diritto internazionale. E siccome il diritto internazionale si basa sui rapporti di forza tra le nazioni, è altrettanto chiaro che noi ora ci troviamo in una situazione nella quale l'ONU dovrebbe emanare una risoluzione o un provvedimento per far andare via i caschi blu. L'ONU non ha emanato questo provvedimento. Per quanto riguarda i caschi blu a guida italiana, Israele ha detto: benissimo, spostatevi 3 miglia più in là, cioè 5 chilometri più a nord, che noi altri dobbiamo passare. A questo punto noi siamo in una situazione, quasi 40 anni dopo, perché era ottobre pure allora, in una situazione che ricorda molto la notte di Sigonella. Lo diciamo per i più giovani. Nell'ottobre dell'85, dopo il sequestro della nave da crociera Achille Lauro, un gruppo di terroristi che aveva ammazzato anche un cittadino ebreo paralitico americano, Leonard Klinghoffer, buttandolo poi a morire, ad affogare giù dalla nave, questi 5 galantuomini riuscirono, grazie ad Arafat, a salire su un aereo dell'Egypt Air e su quell'aereo stavano scappando. Durante il volo i caccia americani sono riusciti a circondare l'aereo e lo hanno costretto ad atterrare alla base di Sigonella. Sigonella è un aeroporto militare della Seconda Guerra Mondiale, poi aggiornato a più riprese, che si trova nella zona a nord-ovest di Catania. Quando l'aereo è atterrato, Bettino Craxi, che già sapeva di questo movimento nei cieli italiani, notò che l'aereo era atterrato ed era stato circondato dalla Delta Force americana. Lui fece circondare la Delta Force dai carabinieri. Poi arrivarono i Marines che circondarono i carabinieri. E infine un altro gruppo di carabinieri che circondarono di nuovo i Marines. In mezzo a questi 4 gironi successe che il comandante, il generale dei carabinieri, telefonò a Roma a Palazzo Chigi e gli disse: Premier, qua, presidente, qua ci sono gli americani con le armi pronte, se poco poco qualcuno di noi fa un gesto falso, per la prima volta dalla seconda guerra mondiale ci spareremo addosso tra alleati. E Bettino Craxi rispose soltanto così: mantenga la posizione, e chiuse il telefono come era sua abitudine. Risultato: nel corso della notte, in seguito a una serie di trattative, l'aereo poté ripartire all'alba, raggiunse Roma. A Roma questi galantuomini presero un volo jugoslavo e sparirono. Poi dopo gli americani ci hanno pensato loro a far sparire questi tizi qua. L'ultimo è morto, Abu Abbas è morto nel 2003 perché si era rifugiato da Saddam Hussein a Baghdad. Ora noi ci troviamo 40 anni dopo in una situazione più o meno simile, perché chiaramente ci sono i nostri dell'UNIFIL circondati dall'esercito di Tel Aviv, e ci sono da un lato
nei che dice: "Noi dobbiamo passare". Meloni nei panni che furono di Bettino Craxi, che dice: "Guardate che per il diritto internazionale", che fu anche la stessa spiegazione che Craxi diede poi in Parlamento, dice: "Per il diritto internazionale noi siamo tenuti a rispettare quello che l'ONU ci dice. Quindi i nostri soldati, i nostri caschi blu da dove sono non si possono spostare". Ecco, questo è lo stallo. Provate a immaginarlo come una scena di un film di Sergio Leone, no? C'è Netanyahu da una parte, la Meloni dall'altra e nel mezzo l'UNIFIL. Stacco sugli occhi della Meloni, stacco sugli occhi di Netanyahu, musica a palla di Ennio Morricone che sale parossisticamente, mani che vanno alla cintura perché dice ora chi spara? Chi spara addosso a chi? In questo momento c'è uno stallo alla Sergio Leone, né più e né meno, che ricorda molto nelle posizioni che vengono tenute la questione di Sigonella di 40 anni fa. Ora però io vi pongo una domanda. Se quella risoluzione non è servita a un bel nulla, se questi soldati non sono riusciti a disarmare Hezbollah, se tu sei presidente di una nazione in guerra contro delle forze simili, terroristiche finanziate da quei galantuomini, si fa per dire, di Teheran, e c'hai 70.000 sfollati che non hanno più casa, non hanno più lavoro, non hanno più un futuro, tu che cosa faresti? Io al posto di Netanyahu tenterei di passare. Che non vuol dire radere al suolo la base, non vuol dire ammazzare militari italiani, non vuol dire niente di tutto questo. Però certamente c'è il forte rischio che qui si finisca esattamente come finì a Sigonella. Una situazione che potrebbe diventare molto tesa e anche incandescente, per giunta tra paesi che sono amici tra di loro, esattamente come nell'ottobre dell'85. E dopo che si fa? E tutto questo mentre Hezbollah ride. Perché poi non è che le risate se le fa solo Hezbollah, se le fanno pure gli amici loro con la barba a Teheran, che Hezbollah finanziano e foraggiano, e che la risoluzione 1701 dell'ONU non è riuscita a disarmare. Visto che bel giochino? Visto che bel cul-de-sac in cui si è infognata l'umanità intera? Passatemi la battuta perché gira da tempo su Facebook, per uscirne ci vorrà, scusate il termine, un sac de cool. Il diritto internazionale, vi dicevo, come diceva il professor Conforti, Bruno Conforti, no Sergio Conforti. Sergio Conforti è Rocco Tanica di Ele e le storie tese, lo salutiamo. Ma il professor Bruno Conforti diceva appunto che il diritto internazionale riposa sui rapporti di forza tra i paesi. Vi racconto una cosa. Nel 1982, quando gli argentini si presero l'idea di andare a conquistare le isole Falkland o Malvinas, come le chiamano loro, la dittatura argentina invase senza preavviso il 1° aprile. Giunse la notizia a Londra, tra l'altro i fucilieri che difendevano Port Stanley, la capitale delle Falkland, mandarono insieme col governatore Rex Hunt un messaggio tipicamente pieno di humor britannico dicendo prevediamo di avere scarse possibilità di successo, grazie al cavolo erano 79 contro 3.000, fate un po' voi. E però le isole vennero occupate. Quando le isole vennero occupate, la Thatcher disse possiamo riprendercele? Allora il primo lord del mare rispose, dice sì possiamo e anche dobbiamo, se posso aggiungere. E la Thatcher disse per quale motivo? Perché se non lo facciamo entro 6 mesi noi vivremo in un paese nel quale la nostra parola nel mondo non conterà più niente. E allora l'Inghilterra, con una mossa che teneva spregio a qualsiasi principio di diritto internazionale, perché sapete che fin dal tempo di Ugo Grozio, fin dal 600, è principio di diritto internazionale la completa libertà dei mari, cioè dopo
6 miglia dalla costa o 12. Lorenzo Viviani, se mi stai ascoltando, mandami un messaggio adesso e dammi correzione. Dopo 12 miglia dalla costa sono acque internazionali e lì non c'è più la legge locale, non valgono più per esempio le leggi italiane e così via. A quel tempo poi ancora non c'era la Convenzione di Montego Bay, quindi non c'era un diritto uniforme a livello internazionale, ma non entriamo troppo nei dettagli. L'Inghilterra, con un gesto che, ripeto, nessun altro paese al mondo avrebbe potuto fare, con il compasso venne tracciato un raggio di 200 miglia nautiche attorno al centro delle isole Falkland e l'Inghilterra autonomamente dichiarò quelle 200 miglia di mare Total Exclusion Zone, cioè zona di guerra e esclusione totale, per cui emanò un avviso dicendo: qualunque barca, imbarcazione, nave, qualsiasi cosa che galleggia sopra o sotto l'acqua che si trova a entrare dentro quelle 200 miglia sarà passibile di affondamento da parte della Marina Militare Britannica, dalla Royal Navy. Solo l'Inghilterra si poteva permettere un lusso del genere, fottendosene, scusate il termine, delle norme di diritto internazionale fin dal tempo di Ugo Grozio, cioè il principio della libertà di navigazione e la libertà dei mari. E qua è la stessa cosa. Qua è la stessa cosa. C'è Netanyahu che sta cercando di imporre un principio che la risoluzione 1701 non permette. Ma a maggior ragione, se la risoluzione 1701 non ha funzionato e se quelli dall'altro lato hanno 60.000 missili, voi al posto di Netanyahu che fareste? 0292947222, abbiamo ancora 4 minuti per poterne discutere, dopodiché avremo In attesa di giustizia con l'avvocato Claudio De Filippi, la sua collega Gianna San Micheli e il signor Gino Di Grazia. Stasera parliamo di cartelle non pazze, ma cartelle pesanti, perché le cartelle in oggetto erano per 240.000 euro e il signor Di Grazia è riuscito a vederli scendere fino a 40.000, anche perché c'erano dei vecchi debiti che non c'entravano più niente. Quindi a maggior ragione restate con noi che l'argomento credo sia quanto mai succoso per voi. Torno a ripetere, questa è la situazione, lo stallo alla Sergio Leone in cui si trovano, in cui ci troviamo noi e in cui si trova lo stesso Netanyahu, perché chiaramente Netanyahu non si vuole piegare all'Italia, che in questo caso significa piegarsi all'ONU. E al tempo stesso la Meloni dice: no, io ho un mandato internazionale che viene da parte dell'ONU, quindi non mi posso piegare io. Ed è un'altra sorta di sigonella. Allora, vi do alcune notizie perché nel frattempo la Corte Suprema israeliana, che in Israele funziona anche come Corte Costituzionale, ha al governo israeliano di spiegare il perché del fatto che l'evacuazione, diciamo così, il fatto che a Gaza non ci sia un piano di evacuazione. Questo lo scrive Al Jazeera. Il quotidiano israeliano Haaretz riferisce che la Corte Suprema ha ordinato allo Stato di spiegare perché non ha preparato un piano ordinato per supervisionare l'evacuazione dei feriti e degli ammalati che si trovano a Gaza, perché possano essere trattati negli ospedali di un paese terzo. Il quotidiano ha riferito che 3 giudici hanno ordinato allo Stato di rispondere entro l'11 di novembre. I giudici hanno scritto che lo Stato di Israele deve garantire l'effettiva implementazione di una politica che sarà adeguata ai bisogni medici nei casi in cui non c'è alcuna, diciamo così, non c'è alcuna garanzia di sicurezza di trattamento sanitario. Quindi, come vedete, sembra quasi questa sentenza della Corte Suprema israeliana una risposta, sia pure indiretta, alla lettera che è stata spedita dagli americani al governo di Tel Aviv. E questo è anche un dato da non sottovalutare. Nel frattempo, altre due news: è morto Antonio Scarmeta, scrive la DN Cronos, l'autore del postino di Neruda aveva 83 anni, e poi corruzione e la denuncia, la mazzetta è un rischio calcolato
un effetto collaterale. Un imprenditore che lavora con la pubblica amministrazione, scrive l'ADN Kronos, parla della sua esperienza. Alle 18, 59 minuti e 50 secondi in questo momento, noi ci sentiamo gli After Hours con questo pazzo mondo di tasse, anno di grazia 2014, e torniamo con In attesa di giustizia, con gli avvocati De Filippi, San Micheli e il signor Gino Di Grazia. A tra poco. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Va ora in onda In attesa di giustizia, casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi. Una vita da mediano, lavorando come uriali, anni di fatiche, botte, vinci casomai mondiali. 9, 4 minuti e 20 secondi in questo momento sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per la nostra rubrica del martedì In attesa di giustizia.
con l'avvocato Claudio De Filippi, il nostro ospite il signor Gino Di Grazia, e stiamo raggiungendo anche l'avvocatessa Gianna San Micheli. Buonasera a tutti, bentrovati. Salve a tutti. E allora, avvocato De Filippi carissimo, io ho qui sotto mano un bellissimo articolo che arriva, credo sia La Nazione o il Secolo XIX edizione della Spezia, con un titolo stupendo che molti dei nostri ascoltatori sogneranno. Il verdetto della commissione tributaria, debiti troppo vecchi, cancellata cartella da oltre 240.000 euro. Salute, cosa è successo, avvocato? Allora, questo nostro cliente di La Spezia aveva una ipoteca dell'equitalia di 240.000 euro e la commissione tributaria gli ha cancellato 200.000, lasciandogli la mancia 40.000. È chiaro che noi non vogliamo mollare questa cosa, perché vorremmo portare avanti la battaglia fino ad azzerare possibilmente, però già il risultato è ottimo perché c'è un risparmio dell'80%. Però adesso cosa è successo? Ovviamente non c'entra nulla questo articolo che io ti ho mandato, caro Antonino, con la storia di, cioè c'entra, ma non direttamente, sì, con la storia di Gino Di Grazia, che ha un'associazione che si occupa, guarda caso, anche di tasse. Però il cliente di La Spezia è molto contento perché di fronte ad una impossibilità di salvare la casa con un debito così grande, essendo dipendente, penso, comunque avendo un'attività che non gli renda molto granché, soprattutto in questo periodo, adesso si è visto aprire di nuovo la luce in fondo al tunnel, classica metafora, che possa portarlo a liberarsi completamente dai debiti. Però c'è la cattiva notizia, che comunque la bella assorbe la brutta, per cui il fisco si è rifatto vivo e vuole di nuovo fargli un'ipoteca, e quindi ci opporremo anche a questa perché vogliamo liberarlo completamente. Ecco, ma io vorrei capire una cosa però, prima di dare la parola al signor Di Grazia. Da quando diventano debiti vecchi? Perché allora, a me, per esempio, ti racconto questo, avvocato. Interessa molto i cittadini. Quindi praticamente quando cominciamo, invece che parlare col tributo, parliamo delle sanzioni. Sì. Quando c'è la sanzione si prescrive dopo 5 anni, sempre e comunque. Sempre e comunque. La sanzione quanto pesa? Più del 50%. Quindi il cittadino che ha un tributo di 1.000 euro e una sanzione di 500, facciamo un esempio, perde comunque, se entro 5 anni non è stata fatta nessuna notifica, intimazione, raccomandata, PEC, ipoteca, preavviso di ipoteca e pignoramento, perde il diritto il fisco di averli, perché dopo 5 anni si prescrivono, come nel caso del cittadino spezzino, il quale ovviamente è molto contento di questa commissione coraggiosa che ha applicato la legge, perché il Duralex sed lex, però o giù di lì, perché lo ricordo male, tu Antonino mi puoi aiutare? Duralex sed lex. Bravo, sapevo che mi avresti corretto, e quindi fondamentalmente la legge è dura ma va applicata. E quindi questi giudici coraggiosi che applicano la legge, perché ovviamente i cittadini dopo tanti anni non possono pagare per debiti risalenti nel tempo e quant'altro, si trovano finalmente a cambiare vita e cominciare a pensare ad un nuovo inizio. Certo. E allora, signor Di Grazia, la sua associazione, come si chiama intanto e su quali temi si muove? Noi siamo un'associazione di volontariato, la mia associazione si chiama Anacaona e prende il nome da una regina della Repubblica Dominicana, mia moglie è dominicana. Noi ci occupiamo molto anche di volontariato, banco alimentare, di discorrendo, però abbiamo anche un ufficio in cui vengono parecchie persone disperate perché dicono guarda, a noi i tasse ci stanno distruggendo vivo. Addirittura persone che non riescono a capire come fare un saldo stralcio, come fare una sanatoria, persone diciamo che dicono noi viviamo qua e lavoriamo per pagare tasse, continuiamo a pagare tasse su tutto. Noi lavoriamo sugli italiani e stranieri, perché noi abbiamo anche parecchi italiani
che si trovano in difficoltà, si trovano molte difficoltà, anche addirittura persone che sono finiti per via delle tasse, sono finiti anche sull'astrico, che ricorrono a noi a chiedere aiuto nel banco alimentare. È una situazione veramente inaccettabile, proprio una cosa assurda arrivare al punto di prendere proprio le persone e ridurle alla miseria. E noi cerchiamo di dargli una mano dandogli un punto di informazione come poter fare saldo stralcio dopo 5 anni, come fare una sanatoria per far togliere tutti i debiti. Cerchiamo di dare una mano più possibile a persone che non sono esperte in certe materie. Certo. Ecco, qual è il caso più recente che avete seguito? Noi abbiamo un caso di una persona che lei ha dovuto prendere la casa ed è finita all'asta giudiziaria. Perché tra il Covid che è successo, tra le tasse, tra tutto, non è più stata in grado di pagare la casa. Non è stata più in grado di pagare la casa e noi come associazione l'abbiamo indicata in un dormitorio. Abbiamo una famiglia che sono divisi, uno dorme la moglie dorme nel dormitorio femminile e il marito dorme in un dormitorio maschile, proprio arrivare al punto con queste tasse di separare le persone. E loro ci dicono: ma come possiamo fare? Ci siamo ritrovati in una situazione che tra il Covid e tra le tasse e tutto quanto non abbiamo più neanche i soldi per tirare avanti e campare. Qui la vita qui non mai diventata, dicono che ci sono paesi più tassati, ma a quanto pare qui in Italia ci sta proprio tassando di tasse, non si vive più, lavoro e tasse e casa. È una situazione veramente critica, molto. Certamente. E la vedrò ancora più critica andando avanti col tempo, perché se continuiamo a dare il lavoro, a tirare via tutti quelli che vanno in pensione e vanno a casa e prendere persone con un contratto a tempo interinale, andremo in una situazione ancora peggio. Perché non assumono più, tutto interinale, agenzie, e come fanno la gente a vivere così? Oggi lavori, domani no. Certo, chiaramente. E soprattutto io non oso immaginare che pensione avranno tutti quelli che un giorno forse arriveranno all'età pensionabile. È assurdo. Cioè sarà tutta gente da ospizio. Il caso che mi è capitato 2 settimane fa, un commerciante qui ha chiesto per cortesia di fargli fare un visto a lungo termine all'estero, in Repubblica Dominicana, vendendo la sua attività, trasferendosi all'estero, perché dicono qui in Italia non possiamo più vivere. Quello che guadagniamo non ci basta neanche per mangiare, dobbiamo pagare le tasse. Gente è costretta a scappare dall'Italia per questo. La situazione è assurda, non abbiamo più, non si ha più chance, la gente va all'estero, scappano. Ma senta, che vantaggi offre per esempio la Repubblica Dominicana? Il vantaggio che offre la Repubblica Dominicana è che con un attestato di un titolo di studio qua, a livello Repubblica Dominicana, hai una garanzia di un lavoro veramente eccellente, perché la Repubblica Dominicana è diventato ormai un paese multiculturale in cui francesi, inglesi, tedeschi, tutte le nazioni, tutte le persone vanno all'estero, aprono un'attività, meno tassati, più margine di vita, più guadagno. Infatti. Abbiamo soltanto dei medici che qui in Italia, i medici in Italia, gli infermieri in Italia, non ne troviamo più, perché scappano all'estero. E noi ci riduciamo a prendere persone da dove? Non si sa. E beh, in Calabria abbiamo preso i medici da Cuba, veda lei. Perché nessuno voleva venire a fare il medico, quindi. O se no, cosa fanno? Prendono dei medici e degli infermieri che si chiamano a gettone, che guadagnano 3 volte il triplo di quello che guadagna un medico italiano o un'infermiera italiana. E loro scappano. Infatti. Senta, ma oggi Senta, ma ora come ora, se lei potesse partire e andare in Repubblica Dominicana, in che ramo si butterebbe? Quale sarebbe per lei il ramo più redditizio? Cioè, qual è quello che va di più per ora? Ma ora diciamo l'edilizia, la ristorazione,
sta andando moltissimo. Gelaterie, pizzerie, ristoranti, edilizie specialmente, perché ci sono molte imprese imprese italiane che hanno chiuso qui in Italia e hanno aperto là. Certo, immagino. Perché noi parliamo di imprese famosissime che sono fallite, ma te le ritrovi dove? Te le ritrovi all'estero. Sono falliti qui in Italia, però hanno aperto attività all'estero. Chiaro, mi sembra. Questo è il discorso. Mi sembra abbastanza chiaro. Avvocato De Filippi. Caro, dimmi. E allora questa pace fiscale, ma perché non si dà un Allora, colpo ecco, di bravo, spugna? io volevo presentare una puntata che è il cavallo di battaglia casualmente della Lega. Sì. La Lega è sempre il movimento che è più sensibile al tema fiscale. In assoluto, in tutto centrodestra, che già trova dentellati sugli altri partiti, cioè anche Forza Italia e la Meloni e la Fratelli d'Italia. Ma la Lega c'ha sempre questo suo pallino ed è bene non abbandonarlo, perché i cittadini hanno bisogno. E adesso si aspettano una riforma che già è nell'aria, ma speriamo che arrivi presto, che è la rottamazione quinques. I cittadini attendono con ansia, con trepidazione, con voglia di aderire, perché non ce la fanno più, perché sono in difficoltà. E adesso quell'argomento che ho tirato fuori prima, che è quello delle sanzioni, indubbiamente viene ripreso. Viene ripreso l'argomento perché le sanzioni adesso, con un decreto sanzioni del settembre 2024, quindi dal mese scorso, sono state ridotte da 360% al 50%. Quindi le sanzioni adesso fanno la parte del leone, quindi serve che ci sia qualcuno. Ovviamente noi puntiamo sul cavallo che ha sempre vinto la battaglia di diventare primo, arrivare primo nella corsa alla rottamazione, perché la rottamazione serve, non è un condono ma è una necessità. E i cittadini non riescono più a farcela, e soprattutto adesso che abbiamo ovviamente sanzioni che sono state ridotte molto, quindi cancelliamole e portiamo la rottamazione a 10 anni, perché se la rottamazione è a 5 anni i cittadini non ce la fanno. Se a 8 anni rischiano di non farcela, ma a 10 forse molti riuscirebbero a farcela. Allora le casse dello Stato prendono poco alla volta, ma prendono più sicuramente, e molti porteranno a compimento questo, diciamo, come posso dire, questo corsa ad ostacoli che c'è il cittadino e lo Stato. Però giustamente vanno pagate le imposte, ma le sanzioni no, perché sono troppo gravi, sono troppo pesanti. Non lo dico io, ma lo dice la Cassazione, lo dice la Corte di Giustizia, lo dice la Corte Costituzionale. E allora se le sanzioni sono draconiane, così dice la Cassazione, non lo dico io, e se non sono proporzionali, così dice la Corte di Giustizia, non lo dico io, allora riduciamole, anzi azzeriamole a tutti, e fino al 31/12/2023 cancelliamo le sanzioni e permettiamo ai cittadini di pagare in 10 anni, perché vogliono pagare fino all'ultimo centesimo, magari mettendoci anche un piccolo interesse per il ritardo, ma piccolo, in modo che lo Stato venga incontro a chi ha bisogno. Il buon Gino Di Grazia sta dicendo, lui che con la sua associazione a Parma, che ha sede, poi ci dirà dove, ha un polso della situazione, verifica questa drammatica situazione di persone che una volta riuscivano a mantenere la famiglia, a pagare poco alla volta, adesso non riescono più a farcela, e quindi hanno bisogno di un aiuto da parte dello Stato, perché sono gente onesta che vuole pagare ma non riesce a pagare tutto. E quindi il messaggio è ovviamente alla Lega, ma anche tutta il centrodestra: aiutiamo i cittadini che hanno bisogno, che non sono degli evasori, perché gli evasori ci sono, ma sono pochi, e allora noi non possiamo buttare via il bambino con l'acqua sporca, perché se è vero che c'è l'acqua sporca c'è anche il bambino, ma il bambino va salvato, e sono gli innocenti, sono le persone che non hanno colpa, che non ce la fanno veramente e attendono una mano da parte dello Stato che possa aiutarli a fare il loro dovere. Dare a Cesare quel che è di Cesare. Io faccio sempre questi riferimenti biblici, mitologici, perché so bene che Antonino li coglie al volo. Esatto. Anche perché Vangelo. È il caso di dirlo, appunto. Dai a Cesare quel che è di Cesare nel Vangelo, e a Dio quel che è di Dio. Signor Di Grazia, senta, ma come possiamo raggiungere la sua associazione?
devo farlo. Diciamo, noi abbiamo l'ufficio qui a Parma e via Rolando dei Cappelluti 26/1, in cui noi lavoriamo anche su appuntamento, le persone noi hanno un numero di telefono, ci chiamano e per qualsiasi problematica noi gli diamo la possibilità di venirci a trovare. A parte che noi, diciamo, la mia associazione è diventata un confessionale, perché noi siamo cristiani evangelici apostolici, apparteniamo anche a una chiesa, in cui persone vengono e si aprono veramente il cuore raccontando pienamente le loro problematiche. Io ho visto persone che per via anche delle tasse che non sono saltate più fuori, famiglie distrutte, famiglie separate perché non hanno più la possibilità di mantenere nei figli né niente. E ormai qui in Italia siamo arrivati a una situazione veramente critica. Parma, se venite a Parma e vedete un po' la situazione di Parma, il 90% dei momenti di negozi, commercianti sono chiusi, in centro i negozi sono chiusi perché la gente non ce la fa più neanche a mantenersi un negozio aperto. È arrivata una situazione che il centro di Parma, che era un centro molto attivo, è vuoto. Quando si dice andiamo a fare una passeggiata in centro non sai più che passeggiata fare, perché non vedi più neanche i negozi aperti, stanno chiudendo, la gente sta chiudendo perché non ce la fa più, le tasse li stanno distruggendo. Andiamo male, questo è il problema. Persone che mi conoscono delle agenzie di casa mi dicono affitti non se ne trovano, tutte vendite, perché persone piuttosto che pagare le tasse vendono le proprie case e vanno a vivere in affitto dove sia dove trovano, perché non possono pagare più neanche le tasse della casa. A che livello stiamo arrivando? Vogliamo distruggere l'Italia? La stiamo distruggendo piano piano, è quello che sta succedendo. L'estero sta andando avanti, l'Italia sta andando indietro. Non deve succedere. Abbiamo lottato tanto per avere la libertà in Italia, ce la stiamo togliendo. Sono pienamente d'accordo, devo dire la verità con lei. Senta, ma la gente sostanzialmente che cosa le chiede quando viene da lei? Mi chiede come possono fare avere la possibilità di avere dei bonus, come possono fare avere dei bonus affitto, come possono avere dei bonus luce, bonus acqua, bonus gas, perché adesso la gente chiede bonus per poter sopravvivere. Bonus libri, bonus scuola, bonus bebè. La gente chiede dei bonus e io gli do informazioni come potersi muovere in base ormai all'ISE che hanno, al reddito che hanno, che mi vengono persone che hanno un reddito di 4.000 euro con 4 persone a carico, persone che hanno 3.000 euro di ISE e mi dicono come possiamo fare? Gente che viene e gli diamo aiuto con un banco alimentare perché hanno bisogno, perché gente che vedo quando vado in stazione a dare i pasti caldi, gente che si vergognano anche a venire avanti perché si riducono a chiedere i pasti caldi in stazione, ma ragazzi non va bene questa cosa qui, va bene assolutamente, stiamo distruggendo l'Italia. Che esempio stiamo dando qui ai nostri giovani qui in Italia? Studiate e andatevene all'estero, studiate e scappate via dall'Italia? È quello che sta succedendo. Sono d'accordo con lei. Dei giovani oggi come oggi, non c'è più giovane che lavora qui in Italia, i giovani vanno via. Cercano un futuro altrove. È vero. Avvocato De Filippi, eccomi. Proviamo a tirare un po' le somme di questa nostra conversazione di stasera. Come usciamo da sto cul-de-sac? Allora sì, praticamente io volevo fare una breve sintesi, anche se non sono bravo a fare le sintesi. Praticamente le associazioni come quella di Gino sono benedette perché danno speranza al popolo e lo indirizzano verso la via dello Stato di diritto. Ovviamente non c'è più nessuno che si può fare giustizia da se stesso, però sostanzialmente le associazioni avvicinano i cittadini alla giustizia e cercano di dare un senso a quello che va fatto. Quindi molto bene associazioni di questo genere che si occupano anche di tasse, ma non solo, perché Gino ha detto praticamente tutte le sue, diciamo, specializzazioni. Però per chiuderla sempre in materia di tasse, vorrei dire che se è vero che le tasse vanno pagate anche nella misura equa. E quindi il punto è questo: l'equità in materia di tasse va anche nella direzione dell'articolo 53 della Costituzione,
Cioè, quando il cittadino deve pagare, se ha 1.000.000 da pagare o ha 10.000 euro da pagare, è sempre necessario proporzionale a quello che è il suo reddito. Se ho un reddito di 1.000-1.300 euro, come faccio a pagare 1.000.000? Mi devi dare la possibilità di pagare in 20 anni. Dammi la possibilità di pagare in 20 anni, che poi arriveremo anche a pagare in 30 anni, anche se non arriviamo all'ergastolo delle tasse, diciamo così, per scherzare un attimo, però il cittadino ha diritto di avere tempi più lunghi, perché è onesto e vuole pagare. E allora adesso la frontiera, ho concluso, è arrivare a 10 anni. Con la rottamazione quinques, se arriviamo a 10 anni, il giusto messaggio ai cittadini è: pagate tranquillamente, ma pagate, perché le tasse vanno pagate, ma dammi il tempo per farlo, perché altrimenti non ce la facciamo. E i cittadini non possono certo andare dagli usurai per farsi pagare, per farsi dare i soldi da dare allo Stato. Quindi hanno necessità di essere tranquillamente aiutati con un piccolo interesse, perché se pagano in 10 anni, mettiamoglielo piccolo, non quello ovviamente di chi chiede a strozzo, e quindi a questo punto i cittadini risponderanno bene, perché vogliono pagare. È quello che io, ma anche Gino ovviamente, che verifichiamo con i cittadini che si rivolgono a noi nei nostri specifici e rispettivi campi, che i cittadini chiedono di poter pagare, ma adesso non ce la fanno. E meglio non si poteva dire. Grazie a entrambi allora per questa sera. Grazie a tutti, salve. Grazie a voi, grazie a tutti, salve. Grazie a voi. Allora, noi chiudiamo qui questo spazio dedicato appunto al diritto. In attesa di giustizia tornerà la prossima settimana, il 22 di ottobre, e noi adesso direi che ce ne possiamo andare lemmi in pausa. Ci sentiamo un bel pezzone del 1976, John Miles, Music, perché Music was my first love and it'll be the last. È stato il mio primo amore e sarà anche l'ultimo. Stretti stretti piroettiamo finché non vomitiamo. Questa però è una citazione di Good Morning Vietnam con Robbie Williams. A tra poco.
Buonasera, alle 19:32 e 54 minuti dal vostro Pier Vittorio Scimia e io sono Matteo Desio. Allora, abbiamo qui la rassegna stampa di Radio Libertà e io la seguo e, caro Pier Vittorio, in America Trump vincerà e vincerà, te lo posso garantire. Bene, ma sentiamo anche il parere di quelli che sostengono la Harris. Allora, chi è che è a favore di Kamala? Va bene. Scusate, sono le 19:33 minuti anche per me e vi confesso anche che comincio ad avvertire una certa fame. Stasera polpette, voi invece fatecelo sapere. 0292947222 se volete intervenire per telefono. So che c'era un ascoltatore che ha chiamato verso le 19. Se vuole intervenire, il telefono da questo momento è aperto ad libitum fino alla fine della puntata, oppure 340 670 9659 se volete intervenire attraverso la zappa o il WhatsApp, che dir voglia. Se andiamo a dare un'occhiata intanto alle agenzie, andiamo a vedere che cosa accade nel mondo e in particolare andiamo a vedere ecco appunto la manovra, eccola qua sull'ANSA. State un po' a sentire perché qui la cosa si fa interessante. Dovrebbero essere del 5% i tagli alle spese dei ministeri previsti con la prossima manovra, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 miliardi. Lo spiegano fonti di governo mentre ancora sono in corso le limature dei testi in vista del Consiglio dei Ministri in calendario questa sera alle 20. Ecco, facciamo una cosa, Presidente Meloni. Alle 20 va in onda Aria Fritta. Prima vi sentite Aria Fritta, poi vi fate 4 sane risate, poi vi fate la riunione in grazia di Dio, no? Almeno diciamo un po' più sollevati. Poi ci sono almeno 3 ascoltatori di Radio Libertà dentro quella sala a Palazzo Chigi, anche più di 3, per cui secondo me io fossi Giorgetti gliela farei la proposta. Sono le 20, ci sentiamo Aria Fritta, poi dopo ci facciamo la riunione con calma, 2 risate, c'è anche la dance anni 70, vi fate una ballata, tanto nessuno vi vede e poi dopo potete discutere con calma. Stavo dicendo, sempre dall'ANSA, non ci saranno tasse, ha detto il vice premier Antonio Tajani a chi gli chiedeva se si fosse risolta la questione delle banche in vista della manovra. Annuendo, Tajani ha confermato che nell'ordine di grandezza di 3-4 miliardi di euro il valore del contributo in arrivo dal settore bancario alla manovra. Vediamo stasera, ha continuato Tajani rispondendo ai cronisti in transatlantico. Sono stati riuniti fino a ieri sera. Ora stanno facendo le ultime cose. Comunque non ci saranno nuove tasse, questo è sicuro. Un nuovo restyling delle detrazioni in vista di una successiva e più complessiva razionalizzazione delle tax expenditures. Secondo quanto si apprende da diverse fonti, scrive ancora l'ANSA, il governo sta elaborando per la manovra l'introduzione di un importo massimo che si potrà detrarre, che dovrebbe essere a sua volta modulato in base al nucleo familiare. Introducendo di fatto, viene spiegato, un primo assaggio di quoziente familiare. Tra le ipotesi anche quella di rivedere al ribasso la soglia di reddito oltre il quale scatta il decalage degli sconti fiscali al 19%, oggi parte da 120.000 euro, ma ancora si starebbe lavorando sull'intero pacchetto. Un decreto legislativo poi, a quanto si apprende, è all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri stasera alle 20, quindi dopo Aria Fritta lo discuteranno, un decreto legislativo per la revisione delle materie in disposizione di accise. Speriamo che anda bassa una benzina, detto in termini molto paesani. Speriamo che scenda il prezzo della benzina, chi lo sa. Ancora, sempre l'ANSA, si va verso la proroga nel 2025 del bonus ristrutturazione al 50%. Secondo quanto si apprende, la manovra attesa stasera in Consiglio dei Ministri dovrebbe salvare l'agevolazione edilizia per un altro anno, evitando il calo al 36% previsto a legislazione vigente. Come anticipato dal vice ministro dell'economia Maurizio Leo, la portata della norma sarebbe limitata alle prime case, quindi
Insomma, mi pare che qui ci sia molta carne al fuoco e certamente nel corso della serata avremo dati molto più precisi che naturalmente non possiamo darvi in questo momento, non avendo noi la palla di vetro. A proposito di agenzie, diamo ancora un'occhiata un po' in giro per il mondo. C'è sempre la BBC che naturalmente tiene come primo argomento quello di diciamo così, oddio, non mi vengono le parole, si occupa di Israele. E nel frattempo altra notizia, ecco, in Georgia, pensate, negli Stati Uniti d'America è già tempo di votazioni. È cominciata adesso il voto in persona per le elezioni presidenziali, cioè si dovrebbe votare tutti quanti il 5 di novembre, però questo è in person voting, si può andare a votare per i fatti propri, si può andare di persona sostanzialmente. E in particolare lo stato della Georgia è uno dei 7 swing state, quindi uno degli stati pencolanti, diremmo, con il loro numero di grandi elettori. La quota da raggiungere è almeno 270 per poter coronare il sogno di andare alla Casa Bianca nel caso di Kamala Harris o ritornare alla Casa Bianca nel caso di Donald Trump. La Georgia, una delle più ampie comunità nere, la più ampie porzioni di elettori di pelle scura, che si ritiene abbiano aiutato Joe Biden a conquistare lo Stato per 12.000 voti nell'ultima elezione. E anche lo Stato, quello della Georgia, dove Trump e altri 18 imputati insieme a lui sono accusati di aver cospirato criminalmente per rovesciare, annullare la sua sconfitta nel 2020, ma l'ex presidente è uscito pulito dal processo perché è stato dichiarato non colpevole. Trump quest'oggi è a Chicago per un'intervista con Bloomberg. La Harris invece andrà in un altro swing state che è il Michigan e secondo gli ultimi sondaggi la Harris a quanto pare avrebbe una lievissimo vantaggio rispetto a Trump, ma naturalmente è tutto ancora da vedere. Insomma, qui rischia di diventare, almeno a vedere la situazione attuale, rischia di essere una classica elezione che si decide per 1000 voti e quei 1000 voti rappresentano appunto i grandi elettori. La Georgia ha battuto mezz'ora fa la BBC, la Georgia, che ha cominciato a votare quest'oggi, a quanto pare si aspetta un'affluenza record in questo primo giorno di voto anticipato. Addirittura a mezzogiorno avevano votato 122.049 elettori, quindi verso le 18 italiane, sì, più o meno. E in particolare però il record è stato fissato nel 2020 con quota 136.000 elettori, quindi si vedrà un po' come andrà questa votazione anticipata. Tra l'altro più o meno il tempo fra entrare, presentarsi e votare è in media di 55 secondi. Praticamente i seggi nelle contee lavorano a catena di montaggio, quindi sta cominciando adesso la corsa alla Casa Bianca. Chissà poi il 5 di novembre questi dati, questi voti che cosa indicheranno e che risultato daranno, soprattutto se vince Trump, punto di domanda. Se vince la Harris, altro punto di domanda. Più il tempo passa, più io mi dispiace, ma non riesco a vedere in Kamala Harris una figura in grado di essere un presidente degli Stati Uniti, non fosse altro che nei panni di vicepresidente ha gestito molto male i dossier che le sono stati assegnati e mi sembra che non mi sembra che abbia, diciamo così, concluso granché, anzi.
L'hanno venduta come un prodotto da banco, ve l'ho detto, come una roba veramente da supermercato e non lo so, è pronta, è pronta, è pronta. Sì, è pronta, ma a fare cosa? A fare cosa oltre che a sommergere la gente con la sua risata esplosiva? Anche qui girano già dei meme molto divertenti sui social dove praticamente c'è il ciclo del pensiero di Kamala Harris. E si pone una domanda, accusa Trump, fa una risata di quelle esplosive, dà una risposta senza senso e poi ricomincia. Beh, non è che siamo lontani dalla verità, detto tra noi, però è chiaro che ognuno poi come meglio la vede, come meglio la sente, come si dice alle mie parti, como veni, si cunta, come ciò avviene, viene narrato, insomma, la narrazione sarà in tempo reale e ci sarà da divertirsi con queste elezioni perché è un'elezione veramente, veramente all'ultimo respiro e sarà molto interessante vedere come andrà a finire, perché è importante capire chi esprimerà che cosa, se davvero sarà l'ennesimo derby città-campagna e dovremo sentire l'indomani i soliti noti, quelli che abitano a New York e vanno alle feste tra europei, che dicono: "Ah no, ma sostanzialmente noi nelle città siamo più istruiti, votiamo democratico e quelli nelle campagne sono ignoranti e quindi votano repubblicano a manetta", che poi sono quelle spiegazioni che fanno anche in questo paese quando vince il centrodestra o che hanno fatto per spiegare il grande successo della Le Pen in Francia. Ah no, perché nelle zone montagnose della Francia dove stanno sparendo i servizi, allora la gente è più incazzata e quindi vota ma vorrei ben dire, tu per chi voteresti? Per quello che viene e ti dice: "Ti tolgo i servizi e li accorpo", per quello che ti dice: "Che cacchio state facendo? Ve ne diamo vi lasciamo i servizi che ci sono e se possibile ve li potenziamo". Così per dire, tanto per chiarire. Bah, non lo so, vabbè. Le 19:45 minuti, noi siamo quasi arrivati alla fine, 340 670 9659 se avete voglia di dire la vostra, oppure 029294 7222 se volete telefonare e se volete intervenire. Allora, previsioni del tempo e con questo andiamo a chiudere la serata. Dovremmo procurarci, sai, la vecchia sigla, quelle le previsioni del tempo, quella fatta con lo xilofono, e tu sei troppo giovane per saperla. Nelle prossime ore una perturbazione di origine atlantica raggiungerà, faccio la voce da colonnello dell'aeronautica, nelle prossime ore una perturbazione di origine atlantica raggiungerà l'Italia determinando una fase di maltempo. Lo indica, ecco, è questa qua, è questa qua. Vai, vai con la sigla. ANSA. No, questo era il colonnello Bernacca. Il mio regista è differente modestamente. Comunque, nelle prossime ore una perturbazione di origine atlantica raggiungerà l'Italia, determinando una fase di maltempo che interesserà il nord e parte del centro. Lo indica un avviso meteo della Protezione Civile. Dalle prime ore di domani previste precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio temporale, su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Valutata per la giornata di domani, allerta gialla su parte di Liguria, Piemonte, Toscana ed Emilia-Romagna. Vi abbiamo letto dall'ANSA le previsioni del tempo. A questo punto a questo punto io direi che abbiamo veramente raggiunto il punto di piena dell'esaurimento nervoso
immenso, il colonnello Bernacca, che ammise, dice: io in ogni caso prima di andare in onda una guardata fuori dalla finestra la do sempre. C'è una telefonata, pronto, chi è là? Vedi chi è? Vediamo un attimo chi è. Vediamo un po'. C'è sempre no, niente? È timido? Timidone. Ecco. Allo? Niente, nulla. Vabbè, niente. C'è sempre qualcosa di malinconico in una telefonata che si perde. Perché tu ti immagini questi poveri ascoltatori che si troveranno a vagare per anni nei rivoli del filo telefonico fino a sboccare nel 1912 in pieno Atlantico, dove vennero raccolti da un transatlantico che faceva il viaggio inaugurale, il Titanic. Questo è Super Fantozzi, almeno Super Fantozzi l'hai visto, sì. Ah, ecco, meno male, se no veramente mi fai sentire proprio un Matusalemme, cavolo, veramente. Va bene, allora, bella gente, noi abbiamo finito per questa sera, grazie per essere stati con noi. Appuntamento domani dovrebbe tornare Paola D'Amico e dovremmo avere con noi anche l'immenso Antonio Zennaro, entrambi immensi sia per l'Amica degli Animali che, è vero, anche per quanto concerne conto corrente, quindi parleremo di economia. Io vi ringrazio, grazie per essere stati con noi, ci salutiamo con una canzone di Claudio Baglioni che è intonata perfetta per l'occasione, Io me ne andrei, del 1973. Ecco, io me ne vado, Lorenzo pure. Grazie per essere stati con noi. Alle 20 aria fritta, per favore, a Palazzo Chigi, 20 e 25 potete aspettare, vi fate 2 risate, in grazia di Dio vi fate la riunione. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.